Buonasera e ben trovati a questo primo appuntamento con Friulandia, lo sport amatoriale. Questa sarà una trasmissione dove cercheremo di dare visibilità alle associazioni amatoriali affiliate all'Oxen, cercando di capire forse i segreti, cercando di capire come vengono vissute queste associazioni nello sport alternativo, quello praticato fuori dai canoni ufficiali. Ma non solo, cercheremo anche di trattare argomenti come filosofia sportiva, prevenzione, attenzione alla salute, fair play, senza dimenticarci naturalmente i servizi sull'attualità dei vari campionati targati Lega Calcio Friuli Colinario, delle attività prettamente legate all'attività dell'Oxen. Insomma, un contenitore ricco che ci seguirà settimana dopo settimana fino tutta la stagione sportiva. Per iniziare questo ciclo di trasmissioni abbiamo scelto di avere come graditi ospiti due personaggi che per certi versi stanno facendo lo sport dello sport amatoriale in regione. Giuliano Clinori, presidente regionale dell'Oxen, ente di promozione sportiva tra i più grandi in Italia, se non la più grande, poi sentiremo parlare da lui di questi numeri, e Corrado Lunetta, presidente della Lega Calcio Friuli Colinario, associazione che è affiliata all'Oxen. Giuliano, intanto buonasera. Buonasera. E secondo l'ultima fotografia del CONI, l'Oxen è arrivato ai primi posti, sia a livello regionale sia a livello nazionale, no? Tra gli enti di promozione sportiva. Che significato attribuisci a questa escalation, chiamiamo così? Ma per noi è un significato molto importante, se si pensi che ci sono alcuni enti storici che derivano, parlo magari del CSI o della UISP, che derivano dagli oratori o enti che hanno fondato proprio la promozione sportiva, che per i 40 anni erano ai vertici della promozione, e da luglio di quest'anno siamo passati noi in testa, superando appunto questi, con nostra grande soddisfazione, questi enti storici, e questo è grazie forse a un grosso lavoro fatto sia a livello di dirigenti che a livello proprio di promozione sportiva sul territorio. Non nascondiamo anche che molti meriti sono tuoi, perché da quando tu sei a capo dell'ente in regione i numeri si sono, diciamo così, moltiplicati. Qual è la tua, chiamiamola, ricetta vincente? La ricetta, io penso, primo, penso alla disponibilità e l'elasticità. Noi abbiamo scelto sia a livello nazionale di dare piena autonomia alle nostre regioni, per cui ai nostri dirigenti periferici, e una ricetta vincente è proprio vedere i bisogni che hanno le associazioni sportive, che a volte non è solo il bisogno magari puramente tecnico sportivo della gara, ma è quello fiscale, quello sanitario, e soprattutto negli ultimi anni, in vista dei controlli, delle nuove normative che sono sempre più ferree e diciamo importanti, l'associazione a volte non sa a chi rivolgersi, per cui per noi è importante cercare di dare sempre una risposta alle nostre associate. Ci spieghi nello specifico cos'è l'Oxen, cioè quali sono le discipline che maggiormente rappresenta? Quali finalità persegue anche, no? Come ente di promozione sportiva? L'Oxen è un ente di promozione sportiva, per cui facciamo parte integrante del CONI. Il CONI è composto da circa 24 federazioni e da 12 o 14 enti, per cui facciamo parte integrante del CONI. Noi, come dice la parola stessa, ci occupiamo proprio della promozione sportiva. La federazione ha come scopo istituzionale la medaglia olimpica, per cui è tutto finalizzato al vertice a prendere l'atleta la medaglia,
che rappresenti l'Italia all'estero, soprattutto alle Olimpiadi. Mentre noi come enti di promozione ci occupiamo della parte amatoriale, cioè dello sport per tutti, dei ragazzi, diciamo noi facciamo anche agonismo, ma non è la cosa più importante, per noi è più importante l'aspetto sociale, sanitario, proprio nel nostro nome c'è Centro Sportivo Educativo Nazionale, c'è proprio l'educazione allo sport, alle regole, al Quindi le benessere. differenze sostanziali tra un ente di promozione sportiva e la federazione sono quelle che tu hai appena accennato. Esatto, se ognuno fa il suo lavoro si collabora, noi collaboriamo molto bene con parecchie federazioni, perché per anni magari c'erano dei contrasti o alcune federazioni vedevano magari degli avversari negli enti, invece se ognuno sta al suo posto si collabora, più che noi abbiamo delle convenzioni con quasi tutte le federazioni e collaboriamo molto bene. Bene, come abbiamo detto prima, nell'Oxen c'è la Lega Calcio Friuli Collinare e quindi le squadre che partecipano alla Lega Calcio Friuli Collinare. Per cui adesso andiamo a vedere il primo blocco, il primo servizio, su una gara di calcio 11 è giocata a Varmo e il servizio è di Gianni Maldera. Amici sportivi, siete collegati col campo comunale Enzo Scaini di Varmo, dove sono in campo le due squadre, la SD Sclaunico contro la Fenice di Varmo. Campionato Lega Friuli Collinare, 7ª giornata. Siamo con uno dei protagonisti della gara che si è appena conclusa, il capitano dello Sclaunico Marangoni Mario, al quale chiedo subito: tanta amarezza a prendere il gol della sconfitta a pochi minuti dalla fine. Beh, è vero, comunque questo è il risultato di una squadra giovane che ha bisogno di maturare una certa esperienza. Adesso stiamo lavorando molto sui giovani, dopo un grande ricambio, visto appunto la retrocessione dell'anno scorso, dovevamo ripartire da zero. Stasera abbiamo fatto esordire tanti ragazzi che hanno bisogno appunto di provare e soprattutto siamo contenti anche perché hanno dato il massimo. Questo è un esempio per appunto le prossime partite che sicuramente ci daranno maggiori soddisfazioni. 5 punti in classifica con una partita in meno ancora da recuperare. Le vostre ambizioni inizio stagione? Beh, noi abbiamo la fortuna di giocare subito giovedì in recupero, quindi puntiamo subito a riscattarci e poi giocheremo domenica nuovamente in casa, dove un campo amico sicuramente ci può agevolare grazie al numeroso pubblico che sempre generosamente ci segue. Benissimo, in bocca al lupo per il prossimo turno. Crepi il lupo, arrivederci. Siamo con Tonizio Stefano, il capitano della Fenice Varmo, vincitrice in questo match contro lo Sclaunico. Tutto bene insomma? Sì, è stata molto dura, una lotta fino all'ultimo, più all'ultimo sangue. Secondo tempo non abbiamo giocato bene, comunque abbiamo fatto il gol e abbiamo vinto, insomma, ecco. Sì, avete fatto il gol del momentaneo vantaggio all'inizio del primo tempo, poi siete stati raggiunti a metà del secondo e poi avete avuto il guizzo finale alla fine. Ci avete sempre creduto insomma? Sì, abbiamo creduto fino alla fine, nonostante non abbiamo giocato bene, comunque abbiamo lottato, siamo una squadra molto combattente, quindi lottiamo fino alla fine. 7 punti in classifica, vostre ambizioni? L'obiettivo principale è la salvezza, comunque vedo che sta andando bene e speriamo di fare qualcosa di meglio, insomma, ecco, di ambire qualcosa di più. Benissimo, a te e ai tuoi compagni in bocca al lupo. Grazie. Siamo con il mister Luciano Corrupolo, il mister dello Sclaunico. Purtroppo il mister è andata male questa sera. È andata molto male, scusa, perché ero già in difficoltà come uomini perché mi mancavano parecchi. Più si è fatto male anche l'unica punta che abbiamo, prima di cominciare la partita, dopo un minuto. Però l'avevamo recuperata, i ragazzi hanno fatto un gran secondo tempo, ma veramente. Perderla così dispiace veramente. Sì, diciamo pure che eravate riusciti ad agguantare il pareggio a metà del secondo tempo e forse cosa è mancato secondo te, mister? È mancato il sapere avere il controllo della gara, perché lì l'abbiamo persa quando dovevamo fermare il gioco, rallentare, perché noi abbiamo perso una palla che finiva la partita sulla bandierina del calcio d'angolo, invece hanno cercato di vincerla e l'abbiamo persa. Benissimo, benissimo purtroppo un modo di dire, comunque avete già la possibilità di recuperare, diciamo moralmente, anche perché dovrete recuperare la partita a metà settimana, siete a 5 punti in classifica. Vostre ambizioni? No, le nostre ambizioni come siamo adesso è già bene se facciamo un campionato di metà classifica e lottare per un posto solo non penso, perché in queste condizioni non ce la faremo mai. Io mi auguro di recuperare perché la squadra c'è, ha dimostrato il suo valore stasera e anche con metà squadra potevamo fare risultato. Giovedì è un'altra gara, ho perso qualche giocatore, recupereremo qualcun altro. Giovedì
Si saprà, giocheremo per il risultato. Senti, adesso quando andrai negli spogliatoi cosa dirai ai tuoi ragazzi? Complimenti oppure tiratina d'orecchie? Prima di tutto gli dirò bravi, perché col secondo tempo che hanno fatto devo dire che sono stati bravi. Poi dovrò fare una romanzina, ma questa la farò in separata sede, perché adesso a mente calda così non si riesce a capire niente. Certamente, mister, in bocca al lupo per il prossimo turno. Siamo con Maurizio Belluzzi, il mister della Fenice Varmo, squadra che ha vinto questa partita. Mister, tutto bene questa sera? Sì, questa sera abbiamo avuto anche un po' di fortuna, siamo riusciti a guadagnare questa vittoria, anche se non è meritata, ma i 2 punti fanno comodo alla classifica, che essendo un campionato molto livellato, questi 2 punti alla fine peseranno. Sì, dicevi siete stati fortunati e forse non tanto meritati. Vuoi spiegarmi perché? Strano sentire un mister così che... Ma il primo tempo abbiamo giocato discretamente, il secondo tempo magari un po' la stanchezza, ci mancava qualche giocatore, ci siamo un po' difesi troppo e loro sono riusciti a raggiungere il pareggio e ci hanno schiacciati tutto il secondo tempo e alla fine su una palla inaspettata siamo riusciti a segnare e a vincere la partita. Sì, però va anche detto che è vero che vi hanno, diciamo, raggiunti sul risultato di parità, però i tuoi ragazzi in campo hanno dato tutto e ci hanno creduto fino in fondo, tanto è vero che il gol della vittoria è venuto proprio 2 o 3 minuti dal termine, quindi un plauso ai tuoi ragazzi, lo meritano. Un merito anche ai ragazzi ovviamente, perché sono loro che vanno in campo e cercano di dare sempre il massimo. Certamente, senti, la classifica vi vede a 7 punti, questa è la seconda vittoria per voi, ambizioni di questa la Fenice Varmo? Ma per adesso puntiamo a rimanere lì con molta umiltà e poi vedremo al girone di ritorno come sarà la nostra classifica. L'obiettivo è salvarsi, poi se ci sarà qualcosa di più ben venga. Vedo i tuoi ragazzi là che fanno i debiti scongiuri. Sì, speriamo di riuscire a raggiungere la vetta. Benissimo, in bocca al lupo veramente, che sia vero il tuo desiderio, grazie. Presidente, i numeri dell'Oxec sono importanti, però non abbiamo detto quanto importanti, cioè facciamo dei numeri. Per fare dei numeri, per quello è molto interessante, diciamo che c'è stata anche una crescita dello sport amatoriale. Comunque, per fare dei numeri, in regione l'ente ha circa 600 affiliate con 35.000 tesserati, di cui quasi 10.000 sono solo della Lega Calcio Collinare. E fra poco a Lignano questi tesserati potranno confrontarsi, perché ci sarà una manifestazione a valenza nazionale. Così in sintesi di cosa si tratta? La manifestazione è il campionato nazionale di karate che organizzo io, essendo anche responsabile nazionale del settore. È una manifestazione che porta 2.000 atleti da tutta Italia, dai bambini agli amatori e ai master. Tutte le regioni saranno presenti. La gara si svolgerà su 8 campi di gara con la presenza di quasi 80 ufficiali di gara, per cui una delle più grosse manifestazioni a livello nazionale nel settore. Bene, ora dobbiamo accontentare un po' i nostri inserzionisti, per cui diamo spazio alla pubblicità.